Bentrovati telespettatori di Penalty on Demand, visibile sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo, nonché sulla pagina Facebook Penalty. Ma ci potete anche seguire in versione HBB TV del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Appuntamento dedicato interamente ai 4 gironi del campionato di promozione e ai 6 gironi del campionato di prima categoria. Partiamo con il girone A di promozione. Si è giocata la sesta giornata, guardiamo subito i risultati delle partite di domenica. Bagheria batte Cus Palermo 2-1, Marsala batte Casteltermini 1-0, Empedoclina batte Giardinellese 2-1. Vittoria fuori casa della Parmonval 4-0 contro Liccarense. Alba Alcamo 1928 batte Partinico Audace 2-0, San Giorgio Piana batte Camarat 2-0 ed infine Gemini Calcio batte Città di San Vito Lo Capo 1-0. Prove di fuga per il San Giorgio Piana, attualmente al primo posto in questo girone A del campionato di promozione. La squadra palermitana guida con 16 punti, 13 punti la Parmonval, 12 punti Città di San Vito Lo Capo, 11 punti Gemini Calcio, con 10 Bagheria Calcio 1919, 9 punti Empedoclina, con 8 punti Casteltermini e Alba Alcamo. 7 punti il Camarat, 6 punti Cus Palermo, 5 Giardinellese e Partinico Audace, chiudono la classifica con 4 punti il Marsala e con 0 punti Liccarense. Il calcio d'inizio è affidato alla squadra di casa con il forcing degli uomini di Brucoleri che provano subito a recuperare la sfera. Sono gli azzurri a provare con questo calcio di punizione battuto a sorpresa di portarsi in vantaggio. Il pallone danza pericolosamente in area di rigore e poi termina sul fondo. Ci prova poi la squadra di casa a rendersi pericolosa con questo tiro dalla distanza di Noto. Poi ancora gli azzurri che sull'auto di destra mettono al centro questo bel pallone, però il portiere Licata riesce ad abbrancare la sfera. Ancora il Marsala che attacca dalla destra con quest'altro traversone. Incredibile l'occasione per gli azzurri con il tiro finale di Iannotti che termina sul fondo. Ancora la squadra azzurra nella ripresa che prova ad attaccare con questo tiro che termina di poco sul fondo. Forcing del Marsala che continua ad aumentare con questa bordata dalla distanza e poi Vetrano la mette in rete. 1-0, il Marsala si porta in vantaggio con questo tap-in di Vetrano, lesto e di rapina all'interno dell'area di rigore. La festa dei ragazzi in maglia azzurra e allora sono i padroni di casa che provano a riversarsi nella metà campo lilibetana con alcune azioni che però non riescono ad impensierire il portiere lilibetano, tranne che con questo calcio di punizione di Betayev che impegna Barbera, che nega la gioia del gol alla squadra di casa, e poi Iannotti con questo calcio di punizione, uno schema, il tiro che termina sul fondo, sempre 0-1 per il Marsala e dopo il recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara. Il Marsala espugna Casteltermini e torna a casa con una importantissima vittoria. Sapevo e conoscevo la forza di questo Marsala, lo decanto da un po' di tempo, che è una squadra fortissima, allenata da un grande allenatore e come volevasi dimostrare hanno messo in campo tutta l'esperienza, tutta la voglia di voler vincere questa partita per venire fuori da una situazione imbarazzante che non meritavano e hanno vinto meritatamente la partita. Prima che io lo dimentichi, è una cosa che ci tengo tantissimo a fare. Voglio ringraziare il pubblico che ancora una volta è stato numeroso e voglio chiedergli scusa per la prestazione, mi assumo tutte le responsabilità del caso. Se non ci facciamo un gran bel bagno di umiltà difficilmente ritorneremo a vincere le partite, quindi spero che i ragazzi prendano esempio da questa sconfitta meritata, ripeto meritata, perché siamo tornati con i piedi sulla terra e quindi spero che prendano atto di quello che è successo, facciamo tesoro degli errori più mentali che fisici
e ripartiamo da questa sconfitta che sicuramente ci potrà solo far bene. E abbiamo affrontato una grande squadra, abbiamo sofferto, soffrire fa parte dell'identità di una grande squadra. Abbiamo colpito quando c'era da colpire, siamo stati cinici e sono contento della prestazione dei ragazzi, contento dei ragazzi che sono entrati, dei ragazzi che hanno dato tutto, la prestazione è molto positiva, sono contento e ci godiamo questa vittoria perché è importante. Il nostro vantaggio è di 3 punti, ma è sempre un vantaggio, è importante avere un vantaggio. Sappiamo che è un campionato difficile, è un campionato con grandi squadre, un campionato dove ci sono tantissimi grandi allenatori, quindi sarà difficile ogni domenica, lo sappiamo e sappiamo che sarà dura, però noi diremo la nostra. Stiamo facendo bene, sono contento e vedo una squadra che va crescendo, quindi noi diremo la nostra e stiamo sulla strada giusta, è quella del lavoro, del sacrificio, del gruppo, perché questa è una vittoria del gruppo e quindi vedo le cose in maniera molto positiva. È stato bello di cominciare oggi perché all'inizio ho avuto un fortuna che sono stato fermo 1 mese e mezzo, ma grazie al mister, al presidente e al direttore che mi hanno recuperato presto, quindi sono contento per la vittoria e per il gol pure. Sono felice per questa vittoria, anche per la squadra che abbiamo pure. Obiettivo per vincere il campionato, che io ho solo questo obiettivo, quindi, ma penso che dobbiamo pure lavorare pure, quindi ancora c'è tante partite da giocare. Ma sicuramente è stata una partita approcciata male da parte nostra, sicuramente molto meglio del Bagheria nei primi 20-25 minuti. Subito alla prima disattenzione che abbiamo effettuato ci hanno punito, da lì è diventato un po' più semplice per loro trovare la via del gol e abbiamo chiuso questo primo tempo sotto di 2 gol. Stranamente poi nel secondo tempo, rimanendo con un uomo in meno, abbiamo fatto vedere cose importanti, abbiamo riaperto la partita, rischiando anche di creare i presupposti per poterla pareggiare o prendere anche il terzo, perché giustamente ci siamo sbilanciati. Però è un campionato dove sistematicamente ogni domenica si alternano prestazioni diverse e quanto prima dobbiamo cercare di trovare una soluzione. Significano tanto questi 3 punti, soprattutto dopo la partita della scorsa settimana, dove la squadra aveva avuto diciamo, un passaggio a vuoto al quale dovevamo rimediare, quindi sono contento. La partita è stata quella che mi aspettavo, una partita combattuta, pallone su pallone, conosco il CUS, conosco il mister Zappavigni e quindi sapevo che tipo di partita sarebbe venuta fuori ed è quello che è successo. Siamo stati bravi nel primo tempo a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto, nel secondo tempo potevamo gestire meglio la partita e poi sono stati bravi quelli del CUS anche a riaprirla, però col carattere oggi era importante riuscire a portare a casa questi 3 punti e sono contento che i ragazzi ce l'hanno fatto. Noi lo diciamo fin dall'inizio, noi giochiamo partita dopo partita, è un campionato equilibratissimo come non vi era da non so quanti anni in promozione, che ogni partita si decide sugli episodi, per cui noi dobbiamo essere bravi a stare sempre sul pezzo, a giocare ogni partita con la giusta intensità e a non commettere evidentemente gli errori di approccio che abbiamo fatto una settimana fa.
risultato lascia il tempo che trova, perché sapevamo di incontrare una squadra molto giovane, devo dire con qualche elemento anche interessante, quindi l'obiettivo nostro era quello di non complicarci la vita. Questo è successo, quindi diciamo va bene così, ripeto, l'importante era venire qui, visto il passo indietro che avevamo fatto in Coppa, come atteggiamento abbiamo dimostrato comunque di mettere subito la partita nei binari giusti, va bene così. Adesso pensiamo alla prossima, che abbiamo una partita importante contro una squadra che diciamo, all'inizio della partita con dei presupposti diversi dalla classifica che adesso ha. Tra Coppa e campionato abbiamo fatto 8-9 partite, se non sbaglio, con una sconfitta sola, quindi tutti i risultati consecutivi, tranne la sconfitta di Bagheria. Siamo una squadra che dobbiamo ancora crescere e migliorare, alcuni devono raggiungere la consapevolezza che se vogliamo fare un campionato diverso devono mentalizzarsi un po' di più, ma questo penso che faccia parte di un percorso. I presupposti erano quelli di fare bene, in questo momento credo che secondo me stiamo facendo più di quello che avevamo previsto, stiamo avendo un buon ruolino di marcia, dobbiamo continuare così, abbiamo sabato, ripeto, una partita importante, e poi c'è la sosta, anche se a quanto mi dicono forse ci fanno giocare in Coppa, quindi per noi non lo sarà e ci dovremo subito proiettare la Coppa Italia. Proseguiamo il nostro cammino nei 4 gironi del campionato di promozione e la volta adesso del girone B. Anche qui sesta giornata, subito i risultati. Nuova Rinascita batte Atletico Messina 2-1, Sant'Angiolese batte Aluntina 3-1, Gioiosa batte Aquila 1-0, Città di Galati batte Promende Calcio 5-3, Città di Mistretta batte Lascari Cefalù 2-0, pareggio tra Nuova Azzurra Fenice e San Fratello 2-2 il risultato finale. Ed infine Rosmarino batte Valle del Mela Calcio 3-1. Un terzetto a guidare questo girone B del campionato di promozione. Gioiosa, Rosmarino e Aquila al primo posto con 15 punti. 12 punti Nuova Rinascita, con 11 Città di Mistretta e Città di Galati. 7 punti Valle del Mela Calcio, San Fratello e Aluntina. 5 punti Sant'Angiolese, con 4 Nuova Azzurra Fenice. Chiudono la classifica Promende Calcio, Lascari Cefalù ed Atletico Messina con 3 punti. Lascari Cefalù a caccia di 3 punti per mettersi alle spalle il lungo periodo negativo, ma il Mistretta dal canto suo vuole mettere in cascina dei punti fondamentali per raggiungere il proprio obiettivo, ancora una volta costretta a giocare sul terreno di gioco di Finale di Pollina, la formazione guidata da mister Claudio Grimaudo, che deve affrontare un ostacolo non semplice come quello rappresentato dagli ospiti in maglia bianco-azzurra. Scendono in campo gli uomini di casa in maglia giallo-rossa con Ferreri, Macaluso, Abate, Imbraguglio, Arena, Di Noto, Favata, Di Salvo, Mocciaro, Portera e Gnoffo. Inizia la partita e inizia subito con un colpo di scena molto importante, azione insistita da parte del Mistretta, la palla capita sul piede destro di Pruiti Ciarello che batte con una grande conclusione Ferreri e porta in vantaggio subito il Mistretta allenato da mister Filetto, che qui deve difendersi dal tentativo su calcio di punizione con l'intervento in qualche modo da parte del portiere Randazzo, ma occhio a quello che succede qui al minuto 23, azione ancora insistita del Mistretta che riesce a invadere l'area di rigore, poi la palla a scavalcare bellissima per Salerno che riesce ad intervenire in anticipo su Ferreri, poi riesce anche a liberarsi, la porta rimane vuota e diventa buona anche per lui, per la palla del 2-0, minuto 23 è già al tappeto il Lascari Cefalù
tramortito e ancora costretto sulla difensiva con questa giocata sulla sinistra con la respinta di Ferreri, poi ancora palla buona, in qualche modo allontana 2 volte la difesa dell'Ascari Cefalù, completamente in bambola la squadra di Grimaudo che nel secondo tempo cerca di partire forte. Con questo fallo laterale sono passati un paio di minuti, la palla arriva nell'area del Mistretta dove c'è il tentativo da parte di Cangelosi, palla fuori, allora sale in cattedra la formazione giallorossa a ricerca del gol che accoscia le distanze, qui Favata con un cross che diventa un tiro, Randazzo si deve tuffare alla sua sinistra e respingere con i pugni. Passano 3 minuti e prova a mettersi in proprio Danny Mocciaro, il quale riceve al limite dell'area, cerca di dribblare un paio di avversari, riesce ad entrare anche nelle di rigore, calciare col destro con i piedi Randazzo senza grossi problemi. Dall'altra parte, allo scadere dell'ora di gioco, l'invenzione per Cardella che si libera, scalcia col sinistro un po' strozzato, palla fuori ad un passo dallo 0-3, clamoroso il Mistretta, poi calcio di punizione di Mocciaro, c'è una deviazione della barriera, poi l'uscita coraggiosa di Randazzo sui piedi di un difensore avversario, calcio di punizione per il Mistretta con il tentativo di Enrico Re, classe 2005, palla sulla traversa ancora vicino allo 0-3, la squadra ospite che qualche giro di lancetta è più avanti, perde un uomo, perde Di Giovanni, doppia munizione, cartellino rosso per l'esperto difensore ex tra le altre di Marineo e Castelluccese, e allora può attaccare a sprombattuto ancora il Lascari Cefalù con il tentativo poi dalle parti di Gnoffo che va a calciare, siamo in pieno recupero, blocca Randazzo, poi un minuto dopo ancora attacco insistito della squadra di casa con Portera che va alla conclusione, blocca addirittura in tuffo, parata plastica di Randazzo che mette il sigillo sulla vittoria del Mistretta. Arriva infatti il triplice fischio del direttore di gara, perde ancora il Lascari Cefalù. Alla prossima! Con una prova di carattere, rimontando per 2 volte lo svantaggio, la Nuova-Azzurra riesce a fermare il San Fratello e mettere in classifica un punticino che consente ai biancoazzurri di centrare il secondo risultato utile casalingo. Grazie alle immagini curate da Davide D'Amico andiamo a vedere 4 gol che hanno caratterizzato la sfida del Felice Naselli, con il San Fratello che la sblocca al 25esimo grazie a Giordano, che è il più lesto ad anticipare gli avversari e depositare alle spalle di Bucalo il tiro di Scarpinato, portando di fatto in vantaggio i neroverdi. Vantaggio che dura fino al 59esimo, quando la formazione barcellonese acciuffa il pareggio con Sottile, che raccoglie l'assist di Bellinvia toccato da Guglielmo Torre e col destro non lascia scampo ad Amico per il gol dell'1-1. Ma gli ospiti reagiscono al minuto 67 e rimettono la testa avanti con Jadama, che entra in aria e in diagonale fa secco il neoentrato La Rosa, firmando così il nuovo vantaggio per i suoi e quindi il 2-1 a favore del San Fratello. Ma è una gioia che dura poco per gli ospiti, infatti un minuto dopo la Nuova-Azzurra rimette tutto in equilibrio quando Tonino Longo con un perfetto colpo di testa spedisce alle spalle di D'Amico il pallone che fissa il risultato sul definitivo 2-2. Una giornata propizia dunque per la famiglia Longo, visto che anche Sebastiano, fratello di Tonino, proprio ieri con Ligia Virtus in Serie D è riuscito a regalare con un suo gol la vittoria nel derby di Sant'Agata. Con questo pareggio la Nuova-Azzurra sale in classifica, quota 4 punti e si porta fuori dalla zona play-out, mentre il San Fratello si conferma a metà classifica con 7 punti. Girandola di gol e di emozioni tra Promende e Città di Galati, con gli ospiti che espugnano lo Scirea di Santa Lucia del Mela per 5-3 e si rilanciano in classifica. Nonostante il KO subito, sono proprio i locali a sbloccarla al primo affondo con Carini, che al quarto minuto aggancia in aria il servizio di Trovato e col destro mette alle spalle di Grimaldi il vantaggio per i suoi, il suo terzo sigillo in campionato. Ma è una gioia che dura poco per i lucesi, infatti 5 minuti più tardi il Galati rimette tutto in parità grazie a Emanuele Serio, che di testa gira in rete il cross di Davide Vicario per il
il gol dell'1-1, mentre per l'attaccante classe 2002 si tratta della terza rete in campionato. Lo stesso Serio al 27esimo di testa sfiora anche il vantaggio, negatogli solo da un super intervento di Benfatta. Vantaggio che gli ospiti trovano comunque alla mezz'ora di gioco, quando Davide Vicario deve solo spingere in rete da 0 metri il tentativo di pallonetto di Serio, firmando così il 2-1 per il Galati e la sua prima rete del campionato. Ma anche in questo caso il vantaggio dura poco, perché 180 secondi dopo, trovato direttamente da calcio piazzato, fa secco Grimaldi, ristabilendo la parità e mandando le due squadre all'intervallo sul parziale di 2-2. Nella ripresa è ancora trovato a sfiorare la rete con una conclusione col destro, che trova però la decisiva risposta del portiere. Ma al minuto 57 il Città di Galati si porta in vantaggio con Enrico Parafioriti, che dal limite infila all'incrocio dei pali il 3-2 per i suoi, e che gli vale come primo sigillo in campionato. Passano 5 minuti e la Promende raddrizza ancora una volta il risultato con Pino, che di testa spedisce alle spalle di Grimaldi la punizione di Trovato, firmando così il gol del 3-3. Ma al 71esimo il Galati si porta definitivamente in vantaggio quando Davide Vicario riprende la respinta sulla linea di Pino e da pochi passi mette in rete il 4-3 e la sua doppietta personale. La Promende tenta l'ennesima rimonta di giornata, ma la punizione di Trovato, deviata da Grimaldi, si stampa sulla traversa con la palla che batte sulla linea e nessuno che riesce a buttarla dentro. Sulla ripartenza i lucesi rimangono anche in 10 uomini per l'espulsione di Mendolia, che si becca il secondo giallo della sua partita per aver reagito ad un avversario. Il Città di Galati tenta di approfittare dell'uomo in più, ma la traversa prima sul tiro da fuori di Parafioriti e Benfatta poi sul destro ravvicinato di Emanuele Serio negano agli ospiti la gioia del gol. Rete quella del pareggio che sul ribaltamento di fronte potrebbe siglare D'Amico, che però sciupa da pochi passi, non centrando lo specchio della porta. Bersaglio che in pieno recupero centra invece il Città di Galati con lo scatenato Emanuele Serio, che fa tutto da solo e col destro spedisce in rete, facendo così Promende 3, Città di Galati 5, e per Serio è doppietta personale, terzo sigillo consecutivo nelle ultime 2 gare giocate e che gli vale come quarto centro del campionato. Il Città di Galati sale in classifica a quota 11 punti, mentre rimane ferma a 2 la Promende. Il Rosmarino supera l'ostico impegno di Giammoro, batte il Valle del Mela, al quale infligge anche la prima sconfitta casalinga, ospiti che la sbloccano al primo affondo quando Iuculano, direttamente su calcio piazzato, batte Maceri, spianando ai suoi la strada verso la vittoria e firmando così il suo terzo sigillo in campionato. Il Valle del Mela reagisce subito e al 14esimo è Ferlazzo a vedersi negato il pareggio da un super intervento dell'esperto Paterniti, ultimo arrivato in casa Rosmarino. L'estremo ospite è decisivo anche al 27esimo quando disinnesca il destro a colpo sicuro di Sciliberto e sul proseguo dell'azione Giordano dalla distanza carica il destro che scheggia la parte alta della traversa. Nella ripresa però il Rosmarino tenta più volte di chiudere i conti, ci prova per primo Rinaldi, ma la sua conclusione trova l'ottimo intervento di Maceri che si salva in angolo, poi Bontempo dal corner successivo costringe l'estremo di casa agli straordinari, quindi lo stesso Bontempo su calcio piazzato esalta ancora le doti del numero 1 giallorosso, che dice di no anche al destro di Cangemi al minuto 60. Il Valle del Mela è comunque in partita e al 73esimo solo la decisiva parata di Paterniti nega ai ragazzi di Giunta la gioia del pareggio. Locali che 3 minuti dopo reclamano anche un calcio di rigore su Sciliberto, ma il direttore di gara lascia giocare e sulla ripartenza il Rosmarino riesce a mettere a segno la rete del raddoppio con Oddo, che aggancia il servizio di Cangemi e col destro batte Maceri, facendo così Valle del Mela 0, Rosmarino 2. E per Oddo Militese Doc è la prima rete stagionale. Ospiti che nel finale chiudono la pratica Valle del Mela proprio con Cangemi, che al 92esimo va via in velocità e dopo aver scartato anche il portiere in uscita firma il gol del 3-0 per i suoi e che gli vale come secondo sigillo in campionato. Al 95esimo arriva comunque il gol della bandiera dei locali firmato da Rasà, che raccoglie l'assist di Sciliberto e col destro batte Paterniti, fissando il punteggio sul definitivo 1-3 per gli ospiti.
punti. Il Rosmarino sale in classifica, quota 15 punti, mentre rimane ferma a 7 il Valle del Mela. Il Gioiosa si aggiudica lo scontro al vertice nel girone B di promozione, batte l'Aquila Bafia, alla quale infligge anche la prima sconfitta in campionato e aggancia in testa alla classifica i biancorossi. E sono proprio i locali a provarci dopo 8 minuti, con Orlando che di testa mette in rete il cross di Zurka, ma il signor Mirabile su indicazioni di Merlo ferma tutto per fuorigioco. Poi l'Aquila che ci prova al 18° con Princi, diagonale mancino che si perde di poco sul fondo. 2 minuti dopo Aloe servito in area da Cariolo, calcio da pochi passi in bocca a Garnero, quindi Cariolo al 31° di testa gira centralmente il cross di Aloe e infine Princi al minuto 41 col destro mette in difficoltà la difesa granata che si salva in qualche modo, ma al 44° il Gioiosa passa quando Zurka raccoglie il cross dal fondo di Comegles e col sinistro spedisce alle spalle di Foti, facendo così Gioiosa 1, Aquila Bafia 0 e tifosi granata che possono gioire per il vantaggio siglato dall'attaccante classe 99 ghanese, bravo a firmare così il suo 4° centro in campionato. Nella ripresa Aquila trazione anteriore che ci prova in apertura, il cross di Lopresti per Merlino che non trova però lo specchio della porta, poi il Gioiosa che vuole chiuderla ma le conclusioni di Zurka al 55° e di Cid Melendez 2 minuti dopo trovano le decisive parate di Foti. Al 74° vibranti proteste del Gioiosa quando il secondo assistente Gargano ferma Zurka lanciato a rete per un presunto fuorigioco. 4 minuti dopo le proteste sono invece dell'Aquila che reclama un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Cultrona sul quale il signor Mirabile dice di no. Quindi al 79° Chicco Danna su calcio piazzato costringe Garnero a rifugiarsi in angolo, ma un minuto più tardi i biancorossi rimangono in 10 uomini per l'espulsione di Pergolizzi che si becca per proteste il secondo giallo della sua partita. Gioiosa che di fatto tenta di approfittare della superiorità numerica, ma prima Trapani viene fermato per un dubbio fuorigioco dal signor Gargano e poi lo stesso Trapani prova la deviazione sul cross di Comegles, ma Foti salva tutto. Finisce dunque 1-0 per il Gioiosa che torna di fatto alla vittoria e aggancia in testa al girone a quota 15 punti proprio l'Aquila. È la volta adesso del girone C, sempre del campionato di promozione. Città di Aci Catena, Aci e Galatea 1-1. Valdinisi Calcio batte Santa Domenica di Vittoria 5-0, Real Suttano batte Città di Calatabbiano 1-0, Nicosia batte Villarosa 3-0, Sant'Alessio Città di Aci Sant'Antonio 0-0, Real Aci batte Belpasso FC 2014 3-0 ed infine RSC Riposto batte Caggi 2-0. Continua il dominio del Nicosia nel girone C del campionato di promozione. Troviamo la squadra ennese al primo posto con 16 punti, con 14 RSC Riposto, 13 punti Real Aci e Belpasso FC 2014, con 9 punti Città di Aci Sant'Antonio, Valdinisi Calcio, Real Suttano, con 7 punti il Villarosa, 5 punti Sant'Alessio, 4 per il Caggi, con 3 punti il Città di Aci Catena, 2 punti Santa Domenica Vittoria, chiude la classifica il Città di Calatabbiano con 1 punto. Terzo successo consecutivo per la Russo Sebastiano Calcio, il quarto considerando anche l'impegno di Coppa di mercoledì che permette così di chiudere alla grande un tour de force importante nelle ultime settimane. Avversario di giornata il Caggi, reduce dal primo successo in campionato contro il Sant'Alessio e dunque voglioso di punti salvezza. Ripostesi invece che arrivano dal pirotecnico 3-2 casalingo contro il Real Aci che ha sancito il passaggio del turno in Coppa Italia. E allora fischio d'inizio, il primo squillo però arriva soltanto a metà tempo. Grande azione di Martinez, poi sinistro debole dalla distanza e senza alcun effetto
Arriviamo già nel finale di frazione con Fisichella che sfonda sulla sinistra, destro di Emanuele, ma parata spaziale di Vecchio. Nella ripresa match che prende vigore, sale di tono, prova ad entrare in partita il Caggi e lo fa con questa conclusione da fuori, blocca Cisterna. Sposta Russo calcio con Borzì che sgassa sulla sinistra, pallone al centro, carambola che premia Fisichella, ma Vecchio fa sua la sfera e stoppa tutto. È clamoroso quanto accade poco dopo, Informante danza sulla sfera, poi Sinistro che si stampa sulla traversa. Si sfonda dall'altra parte, doppio miracolo di Cisterna e infine Borzì a salvare tutto. E proprio Borzì più avanti ad un passo dal vantaggio, ma trova ancora Vecchio a murare. Minuto 73, cambia inevitabilmente l'inerzia della gara, follia assoluta di Scalisi che a palla lontana scalcia Pappalardo sotto gli occhi del direttore di gara che ferma tutto ed estrae il rosso. E sarà un assedio adesso quello della RSC alla ricerca dell'1-0, vai al centro, Velo che favorisce Napoli che spara alto da ottima posizione. 76esimo, Platania serve uno scatenato Napoli 1 contro 1 sulla sinistra, cross sul secondo palo dove tutto solo sbuca Fisichella che di testa spacca la porta e fa 1-0. Non poteva mancare la sentenza del Torero, gol che sa quasi di liberazione. Dopo il gol spingono gli uomini di Mister Di Maria che provano a chiuderla, ancora Napoli col sinistro a giro, pallone largo. È proprio Napoli il più voglioso, ancora lui protagonista, stavolta col destro da fuori, Vecchio miracoloso in angolo. Minuto 95, squadre stanche, Fisichella raccoglie la sfera al limite d'area, finta e controfinta sul difensore, Sinistro a depositarle in rete, gol da fenomeno, quello del 9 che la chiude e fa 2-0. E sarà di fatto questo l'ultimo vero frame di questa sfida che termina così e triplice fischio al Luigi Averna di riposto, vince la Russo Sebastiano che sale al secondo posto a quota 14 e tornerà in campo domenica prossima ancora tra le mura amiche contro il Sant'Alessio. Mettersi alle spalle l'eliminazione in Coppa Italia e andare a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. Con questo spirito si presenta il Real Aci contro il Belpasso, primo in classifica, imbattuto e senza gol subiti in 5 partite, guidato in panchina da Dario Suriano. Meglio il Reale in avvio di partita, Milizia, lancio lungo, intercetta Leo di testa, poi le mura, di prima, bene per Carbonaro che fa sfilare il pallone, Carbonaro in aria, prova Carbonaro, Colonna in uscita blocca. Ancora granate in avanti, De Leonardis a sinistra per Cannone, il cross dal fondo, intercetta la difesa, prova De Leonardis, blocca ancora Colonna. Luca lavora un pallone e spara alla porta, poi torna all'indietro da Scirè cerca il lancio, contratto da De Manuele, può ripartire Real Aci, il rimbalzo sfavorisce Carbonaro ma subentra De Manuele prova il destro, sopra la traversa. Cresce col passare dei minuti il Belpasso, Luca scarico su Milizia cerca il lancio sulla destra, preciso per Bonavia che la mette giù, punta Cannone, parte Bonavia, il cross per Lupo di testa, miracolo di Governali e poi Marino libera. Continuano a spingere a sinistra gli ospiti, Milizia sterzata, cross sul secondo palo per Bonavia che colpisce al volo e segna, ma è tutto fermo per fuori gioco. De Manuele attaccato da Scirè, sbaglia tutto De Manuele, intercetta Luca cerca il pallonetto e Governali ci mette una mano e con l'aiuto del palo si salva. Che giocata di Federico Luca. Scadere del primo tempo, Marino sventaglia sulla destra per Le Mura, appoggio per Strano torna ancora dalle Mura che va all'1 contro 1 con Milizia. Le Mura prova l'affondo a destra, il cross per De Manuele, risponde Colonna ma è tutto fermo, fallo di mano di De Manuele era già ammonito e l'arbitro estrae il secondo cartellino.
proprio nel finale del primo tempo il Real ci sarà costretta a giocare alla ripresa in 10. Quinto minuto, Governale al rilancio lungo verso Carbonaro che anticipa e gitta di testa, poi batti e ribatte il limite dell'area, lo risolve le mura, gran palla per Carbonaro, Carbonaro col mancino, sblocca il punteggio Nino Carbonaro, il suo quarto gol in campionato, vale l'1-0, nel momento più difficile Real ci reagisce. Buon momento per gli accesi, Strano, apertura col mancino a destra dove sale Meli, il controllo, ha spazio per spingere, attacca centralmente, il passaggio per Carbonaro all'interno dell'area, contatto con Egitto, l'arbitro lascia proseguire, prova a scuotersi la squadra di Suriano, punizione di Luca, testa di Egitto, ci mette una pezza a Governali, Cannone accelera sull'out mancino, serve accanto a lui Valenti, pallone un po' troppo lungo, riesce a tenerlo in campo Valenti, Egitto con calma, poi ancora Valenti, ruba palla, subentra Cannone, vede il movimento di Carbonaro, lo serve, Carbonaro, prova la conclusione. Attento Colonna. 7 minuti alla fine, Valenti, ottimo il suo imbattere alla panchina. Serve Strano, di prima per Marino, che ha tanto spazio per spingere a sinistra. Marino accelera, il cross per Carbonaro, prolunga per le mura. Poi Carbonaro, salva Egitto, arriva le mura, che chiude la partita e trova il suo primo gol in campionato con la maglia del Real Aci, che vola sul 2-0. Governare rinvio dal fondo, cerca la torre di Carbonaro verso Valenti, contatto fisico, Valenti lo vince, attacca l'area Valenti, Valenti in mezzo per Carbonaro che non ci arriva di un soffio. Provano ad accorciare le distanze i belpassesi, Luca cambia gioco per Di Pietro cerca Tirri, ancora Di Pietro, il traversone, ci mette il pugno Governali, poi Prestiani che prova la battuta, ancora Governali con un grande intervento. Valenti, può ripartire Real Aci, il lancio di Valenti per Carbonaro, grande stop di petto, Carbonaro all'1 contro 1 con Egitto, rientra sul destro, Carbonaro chiude definitivamente la partita, Nino Carbonaro, doppietta per lui, 3-0. Una grande vittoria per 3-0 dunque per il Real Aci che infligge la prima sconfitta al Belpasso, agguantandola con 13 punti in classifica. Un test probante contro un avversario che ha dato battaglie soprattutto nel primo tempo e che dà fiducia e granata per aver ancora una volta reagito dopo l'inferiorità numerica, con una prestazione decisamente in crescendo. E chiudiamo il quadro del campionato di promozione con il girone D. Questi i risultati delle partite che si sono disputate domenica. Si è giocata la sesta giornata, Città di Avola 2020 batte Mascolucia San Pio X 5-0, Città di Canicattini batte Virtus Ispica 2020 5-0, Megara 1908 batte Mister Bianco Calcio 1-0, Priolo Gargallo SC Palazzolo 0-0, Frigentini batte Scicli 3-1, Vittoria batte Villaggio Sant'Agata 4-0 ed infine Vizzini Calcio batte Prodagusa 3-1. Sono sempre Vittoria e Frigentini a guidare il girone D del campionato di promozione. Troviamo le due squadre in vetta con 18 punti, con 16 Città di Avola 2020, 13 punti Megara 1908, 12 punti Vizzini Calcio, con 9 Priolo Gargallo, 8 punti SC Palazzolo, con 6 Città di Canicattini e Proragusa, 5 punti per lo Scicli, 3 punti per Mister Bianco Calcio, Villaggio Sant'Agata, 1 punto Mascalocia San Pio X, chiude la classifica la Virtus Ispica 2020. Cornice di pubblico degna di categorie superiori allo stadio Gianni Cosimo, il Vittoria davanti ai 2000 tifosi occorsi in massa vuole infilare la sesta vittoria consecutiva e presentarsi col pieno di punti allo scontro al vertice col Frigentini. Prima c'è da battere un Villaggio Sant'Agata che si presenta a Vittoria con l'obiettivo di portare preziosi punti salvezza a Catania. Danilo Ruffini conferma il suo 3-4-3 con Leuci tra i pali, Diop, Sferrazza e Pettinato in difesa, Russo e Allan sulle corsie laterali, Leggio e Pira tandem in mezzo al campo con D'Agosta e Morra ai lati di Cannarozzi, pronti a subentrare Romano, Floridia, Busacca, Miti, Telu, Pollara, Dio, Ochi, Ventura e Barresi. Passiamo al film della gara diretta dal signor Mandracchia di Agrigento grazie alle immagini a cura di Andrea Martorana. Primo spunto di Marca ospite al terzo di gioco con il calcio di punizione di Gennamari, attento Leuci in presa sicura. Vittoria quest'oggi eccezionalmente di giallo che all'8° minuto insidia l'area di rigore tenea col cross dalla destra di Morra su cui è attento Di Mauro.
Al 17esimo punizione del Pocio, Fabio D'Agosta defilati sulla sinistra, invito che non viene colto nel cuore dell'area di rigore. Un solo giro di lancetta a seguire. Al 18esimo lungo lancio di Diop sulla sinistra per D'Agosta che sterza sul destro, Di Mauro si salva, palla che giunge a Morra Murato, la più importante delle palle gol prodotte dai padroni di casa in questo primo scorcio di partita. Ma al 25esimo il Vittoria passa in vantaggio, cross dalla sinistra di Russo, sponda di Morra per Cannarozzi che di destro tutto solo batte Di Mauro, vane le proteste del villaggio Sant'Agata, in posizione regolare il centravanti pugliese. Vittoria che chiude la pratica ancor prima della mezz'ora di gioco con il mancino potente e preciso di Omar Diop che raccoglie la sfera sugli sviluppi di un corner, palla che sbatte sul palo e poi in fondo al sacco per il gol del raddoppio. Al 40esimo minuto, prima sostituzione obbligata, non ce la fa Morra, toccato duro, al suo posto fa ingresso in campo Oki. Al 42esimo minuto, pallonetto di Cannarozzi su assist di Oki, lob fuori misura sopra la traversa. Villaggio Sant'Agata Sornione e che al 44esimo sfiora il gol con la traversa di Rizzotti, ultima palla di un primo tempo vinto quasi col minimo sforzo dal Vittoria, che nella ripresa non si limiterà però a controllare al terzo, incursione lungo l'aut di destra di Allan, buon pallone per Oki che non incrocia a dovere. Al nono, cross centellinato di Russo coi giri giusti per la testa di Cannarozzi che sigla il 3-0, doppietta personale, la seconda in campionato per l'attaccante, classe 2004. Al 21esimo, Russo, instancabile motorino lungo l'aut di destra, serve Oki, gran botta che esalta Di Mauro in volo. Al 23esimo e secondo cambio tra le file del Vittoria con Mititelu che prende il posto di Leggio e una serie di cambi tutti ravvicinati perché al 27esimo terza sostituzione esce Russo dentro Busacca e alla mezz'ora di gioco Cannarozzi, autore di una doppietta, farà spazio a D.O. Al 33esimo Vittoria che torna a bussare, D'Agosta e Oki duettano, conclusione del numero 18 che esalta Di Mauro, migliore per distacco tra le file etnee. Al 34esimo è poker del Vittoria, angolo dalla sinistra di D'Agosta, palla che rimane lì, conclusione vincente all'angolino di Sferrazza che sigla il 4-0. Siamo quasi giunti ai titoli di coda. Al 37esimo, quinta ed ultima sostituzione, con l'avvicendamento tra i pali, Leuci fa spazio a Romano. Al 43esimo Dio dalla sinistra converge verso il centro, ancora Di Mauro evita che il passivo sia ancora più ampio, poi Mititelu non trova lo specchio della porta. Non accade più nulla fino al triplice fischio dell'arbitro. Vittoria che rispetta il fattore campo e la legge del più forte, sesta vittoria consecutiva, adesso sì che si arriva al big match contro il Frigentini, entrambe a 18 punti, entrambe al primo posto. Non sarà decisiva, ma una piccola fetta passa anche dalla gara del Vincenzo Barone di Modica. Da Francesco Casicci è tutto, appuntamento alla prossima! Di sicuro questo pareggio ci servirà da lezione perché ci dimostra che poi quando vogliamo giocare giochiamo anche bene, andiamo sempre in porta, però se ci mettiamo a fare chiacchiere insomma abbiamo difficoltà, ecco, perché siamo una squadra molto giovane, non abbiamo l'esperienza che ci permette di poter gestire certe partite in una determinata maniera. Noi dobbiamo pensare a giocare a calcio, perciò di conseguenza servirà da lezione. La voce deve essere una e devono lavorare in una certa maniera, se no prenderò io poi delle mie decisioni come faccio con tutti, perché ripeto, posso giocare anche con 11 juniores, non me ne creo problemi, ecco va. Però devono mentalizzarsi che qui non si vince da solo le partite, bisogna vincere da squadra, giocando senza farsi prendere nervoso, mettendo palla a terra, perché poi hanno qualità, quando lo vogliono fare lo fanno bene. Devono crescere, magari si fanno prendere dalle troppe euforie perché sono ragazzi, ci può stare, lo capisco, però abbiamo un campionato da fare, i punti servono e servono subito. Quando c'è da prendere i 3 punti si devono prendere i 3 punti. Non era facile, sicuramente sono una squadra sgorbutica che comunque ti mette in difficoltà. Abbiamo avuto un paio di occasioni, sicuramente se c'era una squadra che doveva vincere
probabilmente dovevamo essere noi, però va bene così. Ci portiamo a casa questo punto e siamo consapevoli che dobbiamo continuare a lavorare perché siamo una squadra giovane e se non corriamo più degli altri, non lavoriamo più degli altri, non andiamo da nessuna parte. Quindi questo è quello che mi auguro, il lavoro paga sempre e quindi cerchiamo di andare avanti. Abbiamo dunque concluso con i 4 gironi del campionato di promozione. Adesso rullo con risultati, classifiche ed immagini del campionato di prima categoria. Passameli, Russo, tiro di Russo, pallone che inganna il portiere Tinnirello e porta in vantaggio il Bagheria. Erroraccio di Tinnirello, anche se il pallone ha preso una strana traiettoria. Tiro d'esterno destro di Russo e Bagheria in vantaggio. Bombolino, Rovetto, lunga Rovetto ma sbaglia, riconquista la palla con Fontana, Fontana mette a centro, arriva Maniscalchi, poi Rovetto, poi Giglio, paratona di Tinnirello, questa volta non si è fatto sorprendere il portiere del Villabate e poi rovesciata di Russo, era solo in area Russo, una bella acrobazia, il numero 9 del Bagheria, era tutto solo e il Bagheria raddoppia. Il Monforte cala il poker di vittoria in campionato, supera il Mariano Donia anche la Folgore Milazzo e si conferma capolista solitaria nel girone C di prima categoria. Una sfida che i locali approcciano bene, dopo diverse occasioni fallite la sbloccano al 25esimo con Venuti, che apre le marcature girando in rete di testa il cross di Muro e mettendo in discesa la gara per i neroverdi. Padroni di casa che trovano anche il raddoppio al tramonto del primo tempo, quando ancora Venuti approfitta di una incertezza ospite e col destro deposita in
fondo al sacco, il 2-0 per i suoi e la sua doppietta personale. Lo stesso Venuti nella ripresa veste anche i panni di assist man, servendo in apertura Milano che al volo col destro fulmina Formica, firmando così il 3-0 e il suo primo sigillo stagionale. La Folgore prova a reagire e al 59esimo va in gol con l'ex Del Bello che da pochi passi mette alle spalle di Celone il suo primo centro del campionato. Ma il Monforte torna a spingere e 2 minuti più tardi cala il poker con Murò che di testa manda in rete il cross di La Spata, portando a quota 2 centri il suo bottino stagionale. I locali non si fermano e prima della fine vanno a bersaglio per altre 2 volte con Venuti che al 65esimo con una perfetta traiettoria a giro lascia di sasso Formica e poi al minuto 73 scarta anche il portiere in uscita, mettendo a segno così il gol del 6-1, il suo poker di reti e che lo proiettano in testa alla classifica Cannonieri con 5 gol realizzati in appena 2 partite. Dopo 4 gare dunque il Monforte si porta a quota 12 in classifica, mentre rimane ferma a 3 la Folgore Milazzo. Benvenuti dall'Ambiente Stadium per Nuova Peloro Lipari, quarta giornata del campionato di prima categoria. Incontro che sarà diretto dal signor Salvatore Pio Russo della sezione di Acireale. Pallone posizionato a centrocampo, pronto a battere il Lipari. Controlla il pallone il Lipari, c'è la pressione però di Papale che vince il duello. Papale tenta l'accelerazione sulla sinistra, ancora Papale. Vuole il cross in mezzo e poi respinge Taranto. Il primo grande pericolo per la difesa di Lipari. Corner battuto dalla Nuova Peloro, viene servito la Valle, ancora la Valle vuole lo scambio con un compagno, traversone in mezzo, c'è un tocco e poi la sfera finisce ancora fra i guanti di Taranto. Porta palla Manzella che ha spazio per andare, vuole lo scambio con la Valle, ha davanti un avversario il 10, ancora la Valle, un numero, sempre la Valle, cerca spazio per concludere, il tiro arriva adesso però è deviato, pallone che ritorna sempre alla Valle, nuovo tentativo col destro e poi la traversa. Gioca corto e semplice la Nuova Peloro, viene servito Costa, ancora Costa, vince un duello, ha spazio per andare, vuole e trova l'inserimento di Mamone, viene intercettato però dal numero 5 Foti. Tenta di avanzare il Lipari con Tripi intercettato, poi il pallone viene smistato sulla sinistra dove c'è Puglisi, ha un buon controllo il numero 10, si smarca in aria anche Licari, Puglisi però vuole l'azione personale, risponde bene D'Amore, riesce ad evitare anche il calcio d'angolo. Prova la costruzione la Nuova Peloro, c'è lo stacco di testa di Bardetta, ottimo corridoio per Manzella, inseguito da Tripi, ancora Manzella, che adesso deve tornare all'indietro per Bardetta, tiro ribattuto, poi la Valle, perde un po' di tempo la Valle, poi conclude, libera la difesa del Lipari, pallone che arriva a Papale, ancora confusione, e poi libera l'area a Foti e si salva, ancora in questo caso il Lipari. Attenzione al contropiede del Lipari che prova a ripartire con Tripi, va a duello con lui Lopresti, l'intervento in scivolata del 5, vediamo se c'è l'intervento di Russo che estrae il secondo cartellino per Lopresti, Nuova Peloro in 10 uomini, decisione sicuramente severa da parte del direttore di gara e infatti Lopresti gli chiede delle spiegazioni, rivediamo l'intervento di Lopresti che prima colpisce il pallone e poi abbatte il proprio avversario. Punizione per il Lipari sul punto di battuta Tripi che carica il mancino e risponde D'Amore che gli sbarra la strada e mantiene il risultato sullo 0-0. Rivediamo il mancino del 15 e la reattività di D'Amore. Calcio d'angolo dalla sinistra per il Lipari, traiettoria interessante per Licari che viene fermato dal palo, sfortunata qui la formazione ospite. Si torna in campo per il secondo tempo, pronta a partire la Nuova Peloro con Capitan Lavalle. Calcio d'angolo per la Nuova Peloro, battuto da Cardia che scambia con la Valle, si chiude la triangolazione fra i due, occhio al traversone in mezzo per Ardiri che si divora il gol del vantaggio, reattivo Taranto, ma grande occasione buttata via dalla Nuova Peloro, insegue un pallone Currò che vince un duello con un avversario, allora riparte in avanti la Nuova Peloro sempre con il 15 che prova il suggerimento per Papale, accelera il 3, ancora Papale con il mancino ed è un'occasione colossale per la Nuova Peloro. D'Amore, prestato un avversario, vuole lo scambio corto il portiere, quindi la sfera arriva da Ardiri che qui perde un duello, quindi Cincotta, ancora Cincotta, la sterzata, prova il destro Cincotta, il pallone però si spegne sul fondo, ma ha rischiato tantissimo in quest'ultimo caso la Nuova Peloro. Punizione Nuova Peloro sul punto di battuta Cardia che riesce a servire al limite Ardiri, lo stop, il mancino di Ardiri
E la risposta con i pugni di Taranto. Fraseggio corto della Nuova Peloro, Manzella torna indietro da un compagno, c'è il lancio lungo per la Valle, poi la sponda interessante per Costa che controlla, la carica il destro, ma trova ancora il tuffo di Taranto che nega la gioia del gol. La Valle cerca spazio sulla sinistra, ancora la Valle, ricomincia nella zona di Costa che è costretto ancora a tornare indietro, si defila Cardia guarda la porta, prova il tiro deviato e la sfera termina alta sopra la traversa. Riceve sulla destra Currò che adesso punta l'avversario, entra in area il 15, sempre Currò, giocata con il mancino, ancora Currò in mezzo, la sfera scorre, arriva fino a Cardia che carica il mancino e poi la mano di Taranto a dire di no. Sarà calcio d'angolo per la Nuova Peloro. La Valle va a duello con Puglisi, che c'è l'intervento decisivo della Nuova Peloro. Il pallone viene quindi controllato da Ardiri alza la testa, prova il mancino da fuori! Ed è una giocata geniale di Andrea Ardiri che sblocca il parziale e porta in vantaggio la Nuova Peloro, mancino perfetto del numero 6. E Nuova Peloro avanti con il punteggio nonostante l'inferiorità numerica. Tutti ad abbracciare Ardiri per questo gol straordinario realizzato nella ripresa. Rivediamo il bolide con il mancino di Ardiri, non può nulla stavolta Taranto ed è 1-0 per la Nuova Peloro. Prova subito a reagire il Lipari con questo lancio lungo, la sfera però finisce a Licari cade in aria, ancora Licari con il destro. Ed è questo il pareggio del Lipari che risponde subito con Licari. Parziale che cambia nuovamente all'Ambiente Stadium, ha segnato il numero 14 ospite. Rivediamo il tiro di Licari che ha battuto D'Amore per il pareggio del Lipari. Giunta vuole ricominciare nella zona di Taranto che rinvia lungo ma fischia 3 volte Salvatore Pio Russo. Finisce 1-1 il match fra Nuova Peloro e Lipari, padroni di casa che hanno sbloccato il parziale con Ardiri a cui ha risposto poco dopo Licari per il pareggio della formazione ospite. Al regionale la Marea Gialloblu sostiene e trascina alla terza vittoria consecutiva il Giarre che da ieri ha cominciato a delineare la classifica del gruppo D. Palermo è in straordinaria giornata nella distribuzione di palloni che chiedono solo di essere capitalizzati. Il Giarre impiega 17 minuti per cambiare rotta alla partita. Mirabella si fa ipnotizzare da Di Pietro, poi Dario Puglisi, 2006 impiegato come laterale basso destro dal tecnico Saverio Rapisarda, porge a Gulisano la palla dell'1-0 ma senza precisione. Che il centravanti trova invece 2 minuti dopo il quarto d'ora. I messinesi sbandano e sembrano disorientati. Palermo conquista palla e serve in verticale Alessio Gulisano che fa tutto col destro, cecchinando gli ospiti per l'1-0 e timbrando il gol numero 2 in stagione dopo quello di 15 giorni fa sul Lingua Glossa. Per lui, possibile doppietta a metà tempo ad assistere questa ennesima azione d'attacco. Sempre Pugliesi si salvano e non capitolano sull'asse sottile Mirabella, colpo di testa con traiettoria a girare che non dà risultato. Ma poi rilanciano alla mezz'ora cercando di dare un senso alla partita con uno degli uomini simbolo, l'ex Gescal e Atletico Messina De Tommasi, nonché con Geraci che si rende ancora più pericoloso del compagno, con Tavilla che impegna Caruso su calcio di punizione e infine con Romeo che di testa rischia seriamente di pareggiarla. È l'arco di tempo di maggior sofferenza per il Giarre che, scattato il countdown verso la fine del primo tempo, decide di non complicarsi più la vita partendo dal basso, con occhione e delineando più forzatamente possibile l'autostrada verso la porta così da mettersi al riparo da eventuali brutte sorprese. Resta il tempo di vedere un timido tentativo di Giuffrida prima del cambio campo e nella ripresa un inizio realitala con Geraci De Tommasi che va a vuoto. Sottile vuol ripetersi e non ci riesce solo grazie a Di Pietro, mentre Rapisarda sul 2-0 ne fa rifiatare un paio. Gulisano, rilevato dal match winner di Santa Teresa Asciuto, poi Puglisi, sostituito da Ranavera a metà tempo.
Giuffrida cambiato con Marino alla mezz'ora e infine Mirabella che lascia per un altro 2006 Giuseppe Ruggeri. Sciuto su punizione ad Arcobaleno vuol riprendere una vecchia abitudine sdoganata nella vicina riposto e per poco non fa tris. Poi Marino corre in corsia sinistra e fa tutto bene, ma la dà troppo lunga sul cross per le possibilità realizzative di Ruggeri. A siglare il 3-0, Fiocco ha una prestazione quasi perfetta, Massimo Sottile, suggerito di prima da Marino e appena dietro dal solito Palermo. Al regionale si festeggia un primato sempre più insistente che va a delinearsi e con lo sfondo di un entusiasmo sopito dopo quella Serie D di un anno e mezzo fa della serie, non importa in quale categoria, avanti così Giarre verso l'obiettivo prestabilito, magari in attesa di conoscere qualche antagonista che dietro fa fatica a diventare ufficialmente la competitor dei gialloblu dopo 5 giornate e che finora ha avuto tratti marcatamente peloritani.
Si conclude qui lo spazio di Penalty on Demand, seguibile sempre come al solito sulla pagina Facebook Penalty, sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo, nonché anche sul canale HBB TV del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.